Buongiorno, le principali notizie. A Gela, nell'ospedale Vittorio Emanuele, attività bloccate per ore per il furto del tubo che collega il serbatoio dell'ossigeno ai reparti. Disagi per il personale e soprattutto per i pazienti, indagano i carabinieri. Al Palazzo di Giustizia di Palermo gli interrogatori del 18 indagati per lo scandalo delle gare truccate in Sicilia. Primo tema, gli appalti ponte per le pulizie negli ospedali dell'ASP di Siracusa. A Catania acqua non potabile, discariche, autobus, lumaca. Vi mostriamo la realtà di Vaccarizzo, un quartiere distante dal centro ma con gli stessi problemi della città. Oggi l'estate di San Martino, il meteo soleggiato non smentisce la tradizione che vuole il ritorno di una mini estate. A tavola castagne, salsicce e vino, salvo qualche fuori menù. A Palermo, a Palazzo Reale, la straordinaria scultura del Cristo risorto Portacroce Giustiniani di Michelangelo. Vi sveliamo le particolarità di quest'opera. La Ferrovia dei Templi ad Agrigento, un treno d'epoca, si trasforma in teatro viaggiante. Tra Agrigento e Porto Empedocle, attori e musica fanno rivivere le atmosfere dell'antica Girgenti. Calcio, il Catania da solo al comando, il pari senza reti tra Salernitana e Crotone regala il primato solitario ai rossazzurri attesi sabato dalla trasferta di Casarano. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. A Gela, nell'ospedale Vittorio Emanuele, attività bloccate per ore dopo il furto del tubo che collega il serbatoio centrale dell'ossigeno ai reparti. Inevitabili disagi per il personale ma soprattutto per i pazienti e indagano i carabinieri. Gera Italia. Attività bloccate per ore all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela questa mattina. Il sistema di distribuzione dell'ossigeno è andato in tilt. Il tubo che collega il grande serbatoio esterno a tutti i reparti è stato tranciato e rubato tra domenica e lunedì. Un tubo di rame dal valore di poche decine di euro che però rappresenta la linea vitale dell'intera struttura sanitaria. Un furto che avrebbe potuto creare un disastro. Senza ossigeno, reparti come terapia intensiva, chirurgia e pronto soccorso rischiano la paralisi. Fortunatamente l'ospedale ha attivato subito le linee di riserva garantendo ossigeno ai pazienti più fragili mentre venivano attivate tutte le procedure d'emergenza. Inoltre, secondo le prime valutazioni tecniche, l'azione avrebbe potuto provocare conseguenze ancora più gravi. Il tubo sottratto trasportava ossigeno ad alta pressione, il suo taglio avvenuto senza controlli avrebbe potuto innescare un incendio o una deflagrazione, mettendo a rischio il personale e i pazienti presenti nella struttura. La ditta Medicare, in arrivo da Raffadali, è intervenuta per ripristinare la tubazione. Si tratta di un danno economico minimo quasi irrilevante, ma la gravità sta nel rischio corso, mettere in ginocchio un ospedale per rivendere pochi metri di rame. Un ospedale che negli ultimi mesi sembra essere sotto attacco. Solo nelle scorse settimane 2 furti alle macchinette del bar scassinate con un piede di porco, bottino misero ma danni ingenti, poi un altro colpo nella mensa dove sono scomparse un'affettatrice industriale e derrate alimentari. Adesso anche l'ossigeno. Indagano i carabinieri. Secondo i primi accertamenti le telecamere della zona avrebbero ripreso il responsabile che si sarebbe confuso tra gli operai del cantiere esterno, entrando senza attirare sospetti. Una volta raggiunta la cabina dell'impianto avrebbe tranciato il tubo probabilmente con delle cesoie, portandolo via indisturbato. Un gesto rapido, poche decine di euro in tasca, ma un rischio enorme per chi in quell'ospedale ogni giorno si gioca la vita. Restiamo in tema sanità. Per 18 ore sulla sedia a rotelle al pronto soccorso il calvario vissuto da un uomo che aveva un tumore all'Umberto I di Siracusa. L'uomo poi purtroppo è deceduto e arriva la denuncia della figlia. Sentiamo Francesco Loi. Accompagnare il padre in ospedale e vederlo uscire nella bara dopo aver attraversato un calvario. È una brutta storia vissuta qui all'ospedale Umberto I di Siracusa. L'uomo aveva un tumore inoperabile diagnosticato a Trapani e gli ultimi giorni della sua vita li ha vissuti qui così. Come dice la figlia Patrizia, per 18 ore al pronto soccorso su una sedia nella sala d'attesa. Per la prima visita ha dovuto aspettare ben 5 ore. Poi, per andare a fare la radiografia, ad accompagnarlo è stata la figlia, a piedi, senza sedia a rotelle. La mattina dopo, tornata al pronto soccorso, il padre era ancora lì, perché nei reparti non c'erano posti liberi. Dopo però viene trasferito in ortopedia, poi in geriatria, in una stanza con 4 donne. Nel frattempo arriva la diagnosi di scompenso cardiaco e polmonite e nel giro di una settimana l'uomo muore.
un calvario, un percorso terribile, doloroso, così come lo definisce Patrizia, che adesso chiede una cosa, che nei reparti ci sia più umanità e meno freddezza verso chi sta male. E sono iniziati al Palazzo di Giustizia di Palermo gli interrogatori dei 18 indagati per i presunti appalti truccati in Sicilia. Primo tema, proprio le gare ponte per la pulizia negli ospedali dell'ASP di Siracusa. Manlio Viola. Dopo il lunedì di fuoco sul fronte politico, la vicenda dei presunti appalti truccati in Sicilia oggi torna fra i corridoi di Palazzo di Giustizia per gli interrogatori dei 18 indagati. Il calendario è già noto perché era contenuto nel provvedimento notificato. Si svolgeranno entro venerdì 14 novembre. Oggi davanti al GIP Carmen e Salustro compaiono a turno i primi 8. Ferdinando Aiello, Paolo Bordonaro, Marco Dammone, Mauro Marchese e Paolo Emilio Russo devono rispondere insieme al manager dell'ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone, che sarà sentito in seguito, della manipolazione presunta della gara per i servizi di polizia affidata dalla ASP di Siracusa alla Tusman. Poi, tutti insieme a Giuseppe Di Mauro, Vito Fazzino e Sergio Mazzola, della proroga del medesimo appalto. Si tratta di gare da 17 milioni di euro che sarebbero state gestite attraverso appalti ponte senza mai arrivare ad una vera e propria nuova aggiudicazione. Tutti sono convocati per oggi, ma è possibile che la giornata non basti e dunque qualcuno di questi potrebbe essere ascoltato domani. Il 13 novembre alle 10 toccherà ad Alessandro Maria Caltagirone, il manager dell'ASP di Siracusa, che nel frattempo si è autosospeso ed è stato sostituito da un commissario. Dovrà rispondere anche di quello che diranno fra oggi e domani gli altri indagati in merito proprio alla gara della Tusman. Poi si passerà al concorso per 15 stabilizzazioni all'ospedale Villa Sofia, partendo dall'ex manager dell'ospedale Roberto Colletti e continuando con Antonio Iacono, e infine alla presunta tangente al consorzio di bonifica della Sicilia occidentale con l'interrogatorio del direttore generale Giovanni Giuseppe Tomasino, nei confronti del quale intanto la regione ha avviato un procedimento disciplinare, e interrogatorio anche ad Alessandro Vetro. Venerdì 14 alle 9:30 infine davanti al GIP compariranno Antonio Abbonato, Totò Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso, suo storico collaboratore di Cuffaro, e Saverio Romano. Fra qualche ora la manifestazione congiunta di tutti i partiti e i movimenti del campo largo contro il governo Schifani. L'ultima inchiesta contro il sistema Cuffaro rafforza l'opposizione al governo di centrodestra. Luca Celiberti. Il presidente Schifani dice di aver smontato un sistema partito. Per le opposizioni non basta decuffarizzare la giunta. Adesso è proprio il presidente della regione che deve andare a casa, e lo chiederanno a gran voce con una manifestazione organizzata da PD, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva davanti a Palazzo d'Orlean, dopo gli scandali che stanno travolgendo uno dopo l'altro la maggioranza regionale di centrodestra. L'ultima inchiesta riguarda Totò Cuffaro e la DC. Oggi pomeriggio le opposizioni compatte alle 15 si ritroveranno sotto Palazzo d'Orlean per dire a una sola voce di andare via Schifani e restituire dignità ai siciliani che hanno bisogno di un governo che non è un governo degli indagati. Non bastano mettere via la DC, serve che ci sia un passo di responsabilità, e quel passo di responsabilità lo deve fare un uomo che si chiama Renato Schifani. L'obiettivo delle opposizioni del campo largo è certamente quella di convergere tutti insieme verso l'obiettivo comune, la conquista della presidenza della regione, approfittando proprio degli inciampi del centrodestra. Chi prende le distanze invece è il Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, che domani all'Ars terrà una conferenza stampa per chiedere a Schifani di battere un colpo di reale discontinuità. Si può prospettare un'ipotesi di Sud Chiama Nord in qualche assessorato, oppure resta così com'è? Mica noi facciamo di mestiere la stampella, no, assolutamente no. Abbiamo fatto da supporto in aula stando all'opposizione e continuiamo a stare all'opposizione. Il clima insomma è già quello della campagna elettorale, perché conviene farsi trovare pronti anche davanti a improvvisi colpi di scena. Adesso a Catania, dove è stato arrestato un trentenne per atti persecutori nei confronti della sua ex. Dalla fine della relazione la pedinava, minacciava e controllava tutti i suoi movimenti. Emanuela Corsi. Dopo la fine della relazione era diventata vittima dell'ex, che la tempestava di messaggi e telefonate, la pedinava, si appostava giorno e notte davanti alla sua abitazione osservando e monitorando tutti i suoi spostamenti. Un giorno si è presentato davanti alla porta di casa e con calci e pugni ha cercato di sfondarla per entrare.
Al culmine dell'esasperazione la donna ha chiamato le forze dell'ordine che lo hanno arrestato per stalking. A finire in manette un catanese di 30 anni con precedenti legati allo spaccio di stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il giovane si sarebbe presentato davanti all'abitazione dell'ex fidanzata nel quartiere Librino con la pretesa di entrare in tutti i modi nell'appartamento. Dopo aver suonato ripetutamente il campanello avrebbe cominciato a sferrare calci e pugni alla porta, minacciando l'ex che impaurita ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti il giovane si era già dato alla fuga, ma dopo qualche ora in piena notte è tornato davanti alla casa riprendendo le minacce e gli insulti. In pochi minuti gli agenti, chiamati nuovamente dalla ragazza, sono intervenuti in soccorso della donna, riuscendo a bloccare il trentenne prima che scardinasse la porta d'ingresso. La donna ha raccontato l'incubo vissuto dalla fine della loro relazione sentimentale, fine che non sarebbe mai stata accettata dal trentenne, come confermato anche da alcuni vicini di casa. Polizia e corpo forestale in un ristorante del centro di Adrano, siamo nel Catanese, hanno sequestrato 22 kg di alimenti senza tracciabilità. È stato trovato anche un lavoratore in nero, mentre i dipendenti erano costretti a operare in spazi angusti nel locale adibito a cucina. Assenti spogliatoi, armadietti per il personale, l'impianto elettrico è risultato non conforme con diverse prolunghe volanti, interruttori guasti e plafoniere non a norma. Il titolare è stato sanzionato per 40.000 euro. E oggi cerimonia a Monreale e a Palermo per commemorare le vittime della strage di Nassiriya, dove il 12 novembre di 22 anni fa furono uccisi 19 italiani, tra loro 12 carabinieri e 5 militari dell'esercito. Deposta una corona sulla lapide che ricorda l'eccidio all'interno del Palazzo dei Normanni. Adesso a Catania, acqua non potabile, discariche, autobus lumaca. Oggi vi mostriamo la realtà di Vaccarizzo, un quartiere distante dal centro ma con gli stessi problemi della città. Tonino De Mana. Se Atene piange, Sparta non ride. Se in alcuni quartieri di Catania si attendono 30-60 minuti per un autobus, a Vaccarizzo va anche peggio. Confermate fantasma, segno evidente che da queste parti il mezzo pubblico non è di moda. Pensiline fatiscenti circondate dalla fitta vegetazione che ricopre anche la segnaletica stradale. E se in inverno la popolazione diminuisce in modo considerevole, è altrettanto vero però che bisogna garantire servizi. Siamo totalmente abbandonati. L'autobus che doveva andare fino a fare il giro di tutta la collina, adesso lo fa solo per un pezzetto. E poi il problema più grosso è l'acqua, che da una vita abbiamo l'acqua non potabile. Ne prende atto il consigliere della sesta municipalità Iannone, che rincara la dose e punta il dito contro l'amministrazione centrale. Pensate che nel 2024 feci una mozione appunto per il terminal Vaccarizzo, quella zona che è importantissima per giovani lavoratori, per anziani, genitori che accompagnano i bambini a scuola, gente che non può permettersi un mezzo proprio e che appunto fa riferimento sui servizi di trasporti pubblici. L'amministrazione centrale deve farsi carico delle proprie responsabilità, anche qui sono cittadini di Catania. Siamo lontani da Catania, ma anche qui resiste una pessima abitudine, quella di scaricare rifiuti di ogni tipo. La discarica che vedete in queste immagini non è in una strada secondaria, ma si trova a ridosso della statale 114 Orientale Sicula. Non si spiega e soprattutto non si capisce come gli incivili di turno possano fermarsi, scaricare ed andare via indisturbati, creando un danno ambientale non indifferente. L'oasi del Simeto è ad un passo, lì la natura è protetta. Ma da chi? Il calendario 2026 della Polizia di Stato è un viaggio tra storia e passione, grazie agli scatti che ripercorrono in 12 mesi l'impegno quotidiano di uomini e donne che ogni giorno operano sul territorio. Simona Mazzone. Un racconto ricco di storia e passione di chi veste ogni giorno la divisa negli scatti di Benedusi e Sazzoni, i due fotografi che hanno dato vita al calendario 2026 della Polizia di Stato, che entra anche in questo nuovo anno nelle case degli italiani e nei luoghi di lavoro, trasmettendo, grazie alle immagini, momenti di impegno quotidiano. C'è la squadra mobile, i cinofili, la scientifica nei 12 scatti che raccontano il lavoro sul campo, ma anche l'umanità delle forze di polizia. Uomini e donne in un viaggio lungo il paese che proteggono con spirito di sacrificio e abnegazione.
Un ritratto di chi si impegna tutti i giorni sul territorio e che spesso lo fa in silenzio, senza proclami e rumore, nonostante le difficoltà oggettive in cui ci si imbatte quotidianamente. E come ogni anno il calendario rappresenta anche uno strumento concreto di solidarietà. I proventi verranno devoluti al piano Marco Valerio per sostenere i figli gravemente malati dei poliziotti e grazie alla collaborazione ormai ventennale con UNICEF sarà sostenuto un progetto in Zambia per garantire a ogni bambino il diritto all'accesso all'acqua. Oggi 11 novembre, dunque l'estate di San Martino, il meteo soleggiato non smentisce la tradizione che vuole il ritorno appunto di una mini estate. A tavola rigorosamente castagne, salsiccia e vino, salvo qualche fuori menù. Desiree Ferlito. Castagne, salsiccia e calicette. Calicette verdura, vabbè. Si è scordato una cosa. Di chi? Da bere? Il vino. Quello che ci piace, non ci piace no. Così vuole la tradizione, piatti semplici e rustici accompagnati dall'immancabile vino novello, una cultura antica che unisce cibo e convivialità. Si mangia oggi? Oggi, ora stesso, appena arriviamo a casa. La città di Catania già dalle prime ore della giornata è ricoperta da una coltre di nebbia, caldarrostai in ogni angolo e castagne già pronte. Seguite la tradizione? Ma sì, stamattina dicevo, che fa, prendiamo un po' di castagne? La giornata pare essere veramente e mantenere insomma quello che è il detto di San Martino, quindi veramente una giornata d'estate. La tradizione dell'estate di San Martino, legata a un'antica leggenda, celebra intorno all'11 novembre il ritorno di una piccola estate, anche se in Sicilia la bella stagione dura quasi tutto l'anno. Sulle tavole dei siciliani vincono le castagne, anche se questa occasione immancabile per alcuni sembra essere dimenticata dai più giovani. Che giorno siamo? Il 10, 11? 11 novembre? Ah, io già ho pensato a questa cosa. È pane e vino, no? No! San Martino? No. Campanaro? San Martino, castagne e vino, si dice così, anche se c'è sempre tempo per un fuori menù. Immagino. Mangio delle castagne e ne bevo vino, quindi per me non è una festa. Niente. Cosa mangerà oggi, giusto per saperlo così, per farci i fatti suoi? Una sogliola con dell'insalata. Breve pausa e poi a Palermo, dove arriva la straordinaria scultura del Cristo risorto portacroce di Michelangelo. A Palermo, a Palazzo Reale, arriva la straordinaria scultura del Cristo risorto portacroce Giustiniani di Michelangelo e c'è una particolarità in quest'opera, vediamo quale. Marco Gullà. Eccolo a Palazzo Reale a Palermo il Cristo risorto portacroce Giustiniani, una delle grandi opere di Michelangelo. La sua storia e la sua attribuzione hanno da sempre generato un grande interesse tra gli studiosi. Quella vena nera sul volto, un difetto naturale del marmo, apparse agli occhi di Michelangelo come una grave imperfezione a tal punto da indurlo a non completare l'opera. Oggi invece è considerato uno dei capolavori della scultura rinascimentale e rappresenta un importante esempio dell'arte del divino. Significa che c'è una particolare attenzione, tantissime collaborazioni con enti, così come è stato in passato per Picasso o altre collaborazioni, come ad esempio mi viene di pensare alla Pinacoteca di Brera insieme al direttore Angelo Crespi. Credo che il livello della fondazione sia sempre più alto. È un Cristo neoplatonico quello di Michelangelo, radioso, esteticamente sublime, che illumina e guarisce ogni ferita e pena dell'umanità. Quest'opera ha vissuto una vicenda molto singolare, direi unica nella storia dell'arte, perché di fatto è rimasta negletta agli studi fino agli anni 90 del secolo scorso e francamente è la prima volta che un'opera così importante diciamo così, ha subito una fortuna così tarda. La straordinaria scultura in marmo sarà fruibile al pubblico dal 13 novembre. Sulla Ferrovia dei Templi un treno d'epoca si trasforma in teatro viaggiante. Tra Agrigento e Porto Empedocle attori e musica fanno rivivere le atmosfere della Girgenti di un tempo. Davide Sardo.
Sulla Ferrovia dei Templi è andato in scena un viaggio unico tra teatro e memoria, un treno d'epoca trasformato in palcoscenico viaggiante, dove storia e letteratura hanno preso vita tra Agrigento e Porto Empedocle. A bordo delle storiche vetture terrazzini degli anni 30, il pubblico ha vissuto uno spettacolo immersivo e suggestivo che ha unito parola, musica e interpretazione. Luogo che ha ispirato grandi e illustri scrittori come Luigi Pirandello nella sua novella famosissima Il treno affischiato. Allora abbiamo cercato sui passi di illustri scrittori di calcare questo treno, di trasformarlo in un teatro e percorrere il viaggio attraverso la Valle dei Templi fino a Porto Empedocle, partendo da Girgenti, Agrigento, riportando indietro i personaggi dagli anni 20 e 40 e riportandoli agli spettatori di oggi, i viaggiatori contemporanei. Gli attori hanno accompagnato i viaggiatori in un percorso emozionale tra stazioni, binari e ricordi. Poi questo connubio di arte, poesia, musica e ambiente è veramente un'eccellenza. Benissimo, una bella esperienza da suggerire e da proporre, perché è davvero bello. Sono bravissimi gli artisti, è bella l'esperienza, belli i paesaggi, davvero molto bello. La grande stazione di Porto Empedocle centrale e la Ferrovia dei Templi si confermano così luoghi d'arte e cultura dove il treno diventa emozione e racconto. Dopo il TG alle 14.30 andrà in onda lo speciale Sicilia 24 Focus dedicato al giallo dei bronzi di Riace. Erano solo 2 o 3 e sono stati trovati al largo delle coste calabresi o nella baia di Brucoli. Numerosi testimoni e adesso anche uno studio scientifico confermano l'ipotesi siciliana. In studio con Lorena Dolci, Anselmo Madeddu, presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa, in collegamento Laura Valvo, la giornalista Laura Valvo. Ci fermiamo, una breve pausa, poi il calcio con il primo posto in classifica per il Catania. Eccoci al calcio, il pareggio tra Salernitana e Crotone di ieri sera nel posticipo lascia il primo posto in classifica in solitaria al Catania, atteso sabato all'insidiosa trasferta di Casarano. Francesco Triolo. E adesso il Catania non vuole mollarlo più, è il primo posto da ieri, casa dei rossazzurri dopo il pareggio nel posticipo della Salernitana in casa contro il Crotone, 1-0 che lascia la squadra in Mimmo Toscano in vetta alla classifica con un punto di vantaggio proprio sui campani con cui già nelle previsioni della vigilia si sta costruendo il duello del campionato per la vittoria finale. Il successo sull'Altamura ha rappresentato un momento importante per il cammino del Catania, un bivio quasi spartiacque per la crescita dell'intero gruppo, la cui compattezza è testimoniata anche dalla foto finale con le maglie di Aloy e Chilafi. Una partita giocata in maniera perfetta, accorti nel non scoprirsi, senza frenesia, capendo quale fosse il momento giusto per colpire l'avversario. Ecco perché i 3 punti contro l'Altamura vanno oltre la classifica. Cresce l'autostima e da ieri sera anche l'entusiasmo per squadra ed ambiente. Sabato si va a Casarano contro un avversario, sembra in caduta libera dopo l'ottimo avvio di campionato. Le 4 sconfitte consecutive pesano, anche se in Puglia si cerca di serrare i ranghi. Ecco perché la trasferta proprio di Casarano diventa un altro test di maturità e per acquisire ancora più consapevolezza, quella consapevolezza che può far recitare ai rossazzurri un ruolo da protagonista fino alla fine del campionato. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.